Una impratta, già suonau? Ja, da quando ero minoreddu mi hanno sempre motivato a scomittare de vita e iniziare a trarre vita e mi pare che abbia sempre fatto divertire la gente. E questa è la cosa più bella, quando tu sei suonando e biesi che la gente balla, o no? E che se la gente si deve divertire, mi devo divertire io per primo, quindi... Questa è una cosa bella, Carnao. Sa passione è proprio sul divertimento suonando. Casi no, mi pare che non vale, vero? Non tiene molto senso. Ascolta, ti lo pedo prima attivo e poi lo pedo vince San Manuel, ma quando poi ha spedito a suo genitore, devo andare a scuola di organeddu, e te cosa andavo? Io ti già sicuro che andavo quando ho fatto 6 anni mi hanno regalato il primo organetto, quindi imparavo già da autodidatta e quindi dopo un poco sono andato diretto a scuola civica. E tu? Io, come ti ho parlato prima, un piano a frate mio, mi spieghi tu e quindi a poterti iniziare per corso. E fra di tu e te andavo quando l'arnau che tu pure querías andare a scuola? Ma nato chi a chi ho bene chi in meta divertente. Vero? Sì. No, infatti sì, secondo me la cosa più bella è che voi avete proprio la possibilità di spaziare suonando che sei bravo e insomma è bello a mostrare che uno insomma si impinnato, è bravo e insomma secondo me è una bella soddisfazione. E in più la cosa più bella è che voi dai sopra vedi è proprio la gente contenta. Pompiachi secondo me a fare spaziare la gente alla via scontenta è una delle cose più belle che può fare una persona. Poi io sono un annegai ma io come devo e come la maggioria della gente non comincia a suonare per suonare sul palco, comincia a suonare per passione. Poi certo, chiaramente si spostano su obiettivi, no? Devo pure, la prima volta che io suonare per me. Poi chiaramente quando comincia a mutire, sposta l'obiettivo, però mi dia piacere accompagnare questo gruppo, poi mi dia piacere suonare in questa vita e io penso che sia la stessa cosa. Io sono cominciato a suonare che li spiacchiata, non che querían diventare suonatori. Certo, questa cosa più bella è scusa, è la tua ramusannare sa passione e a si spaziare prima di tutto tu e chi sei suonando, casi sei contento tu e sono contento finché sono schitti in tenda e sono schitti ballano. Come ti lo devo poi dire attiva quanto sono cominciato a suonare? Dopo comincia a 20 anni e non mi vince a scuola, regalo. No, non mi vince a scuola. Devo tornare grazie a Marcello Marras, che è un etnomusicologo, e mi ha una paia di volte sono andato a Mosù, mi ha fatto via carchi passato, poi si vede più muovere a Parigi, forse si vede preparando esattesi, non mi ammento, l'Ortal Giacobbo che è un grande musicologo e quindi mi hanno detto devo muovere, devo cominciare praticamente, devo muovere a Parigi, ti sto organendo, mi trattami bene, vi tu castagnare, ma no, trattami bene. Sì che a Sasola su chi può fare a pustri de 6 mesi che ne sto rau si fa che carichi ballo tutta Sasola non si stia a scuola quindi vedi tutta cassetta non vai a manco CD Galu non vai a manco CD noi su 90 Kimbe quindi cassetta ascoltava e poi tornava a palla ma come questo è chi ricavo de che vocare sono passato del mondo de altri suonatori de porco de Tottore de altri suonatori. Ascolta, in Nugoro, che noi siamo abituati, ecco, Tottore Chessa, lo conosciamo, insomma, l'Amurbido inteso è il famoso. Il mondo Vercellino, vabbè, l'Amus inteso, l'Amurbido, poi su vitto nomine che la gradia pure a contare, ma poi su vitto nomine che le gradia proprio a contare. In Nugoro, chi avevamo suonatore de organeddu valente e famoso? Zio Totoni Cucca, la prima registrazione che abbiamo inteso quando vi pomino redè, dove la registrazione Coro di Nuoro volume 1 e baiata Battor Ballos, baiata a Ser Ballor, 2 a sonetta bucca e Battor Organeddu. E vi sono dai Zio Totoni Cucca.
e bivisse un ugoresu, pastorrao, dillu e sa danza. E quindi è scusso sul ballo che deve inteso pro primo e da quando io 3 anni, 3 o 4 anni mi ha comprato questa cassetta, mai ha comprato babbo. Però vi già sì in vinile prima, poi hanno fatto la cassetta e poi è stato fatto pubblicato in su CD. Beh, poi in Nugoro noi abbiamo una tradizione manna, abbiamo proprio de ballusardo, insomma, che pronare su gruppo Santu Predu è considerato uno dei più bravi, si pedisi, come si va vedendo anni e anni fa, come sono tutti bravi, veramente, sì, però... Gente, chi mancare, sì. Insomma, abbiamo sempre rappi in un montone di gruppo. Però, chissà, proite quando è un aro e Nugoro abbiamo su tradizione del ballusardo e dunque mi nana sempre che ha su gruppo Santu Predu, gente che non è nugoresa, magari. E dunque custude ecco era una tradizione de ballu e dunque de sonadores a noi si nosata forse si favorì una lunaro in maniera insomma senza per un'implicazione sì. Poi sul gruppo folk in me darbida sanappiu un ruolo importantissimo per mantenere questa tradizione. Caso il gruppo folk in bidda, come in Nugoro, che su balli in prata vi belle mancande, ha più questa cosa di continuità e appunto scando poi e storrao su balli in prata, sa gente schia ballare grazie sul gruppo. Grazie sul gruppo, da un momento tipo quando la prima volta chi è sì o chi piccava l'organello a Soffoque Sant'Antoni de su Rosario e gai sì non mi vini sul ballatore de Sorto Bene o de Santo Predu o da altro gruppo gente chi schia ballare o chi ballava in prata bine a pacca come invece si esprime in cada occasione ballo basso sonadore e ballo in prata. Sul Fuoco di Sant'Antonio ormai sono tutti sonadores e ballo in prata. Sonadores è come ti fa cosa dimanda è sonadoras che rispetto a questa tradizione che abbiamo sconnotto come al femmina spuru sona sorganeddu. Sì, se viene a scuola civica viene sempre in piscina iscritta appunto per sorganeddu e me da sono diventata sonadora appunto Valentina Chirra è una grande sonadora Fabiana Meloni una grande sonadora però battate la piscina che sono imparando e che spero che diventino sonadoras. E questa pure secondo me è una cosa bella che è pure un pregiudizio che morboca un pregiudizio. Sì, è vero. Prima piscina che suonava sorganeddu non bindaiata, non vi prende sonadores, però piscina che suonavano, magari suonavano sonetta a bucca in Sarvidas, però sorganeddu non lo suonavano. Mentre invece in Paesi Baschi, Irlanda, espreno de sonadoras ma valentes, basti pensare a Irlanda che in Sharon Shannon, che è forse una delle sonadoras più famate in Irlanda, e Irlanda è trena, cioè suona, cada uno suona a te. Questa infatti forse si pensiamo di essere una cosa bella, che è vero, tottusu, si lasa una passione, alla pesare questa passione, alla mandare addennanti, uomini, femmine, in calesi si allocco, una cosa che forse stiamo imparando come noi. Sì, non comprendo perché le femmine non si accorziavano a questo strumento, ma forse vi consideravo, scommetto per la lingua, tu li scrivi bene chi ti occupa di questa cosa, ma famiglie intregas che magari hanno imparato a pesare il sardo su pizzino e poi a sorricherda in italiano che magari è per spacco signorile a conto del calicuno su sardo. E che tutto magari vi consideravo pacco signorile a suonare l'organello, mentre invece c'è... Mescamente che forse di piano a suonare in pubblico e cosa forse fitti una delle cose sprusu. Sonetta bucca non disco, me la può sempre spedire questa cosa. Ma forse su sonetta bucca lo suonavano magari non in pratta, magari in festa sprusu, ecco, prusu in famiglia, non disco. Io sono contenta che siete pro organello, siete pro la launedda, siete pro altri strumenti sal femmina si siena a trivinde, che ha beru da morbisonzu. E poi che finza sa sensibilità desa femmina è diversa dai uomini. E dunque finza sa secondo me lunaro forse si caso femmina, no, però intendendo l'arsuonare
boh, non disco, cosa differenza si intende? Sì. No, non la può notare. Una cosa che intendo è che l'organismo ha bisogno di meno energia, quindi chi è zona l'organismo deve essere fino a una femminile energica. Beh, non è male fare questa cosa. No? Deo ite Bonnaro. Deo Bonnaro, grazie a Beru, però non ha fatto questa negoziata. Abbia sorzovanos in Pinnauso a mandare addennanti questa tradizione è una cosa che secondo me è de importo umano, è a fondamento a Beru di oppure impreo mancari una paragola che forse sì, l'impreso mattesi a fondamento vinzas adesso mantenimento di un'identità che serviti per mandare addennanti su una nazione sarda. Amusu tradizione secolare bella sa de mandare addennanti, amusu persone spizzino orbalentese chi lo può facere, amusu una limba ispantosa bella, amusu questa lingua chieste su veicolo della cultura, avvero di un'identità di mille cose. Bicchiere sorzovano chi la mandano addennanti e chi va a una maniera che non si moriano a tutte queste cose e dunque grazie a Issoso che sono mandano addennanti su una bella tradizione sa limba, lo sa inteso che va vedere in sardo e grazie a Mastroso che a Carlo che lo va che pro traballo ma ha una passione vinzasa di imparare a sorzovano e questa secondo me è a Beru una missione dunque grazie a Beru e poi los intendimos sonando che escursu che querimos come los intendimos bidimos a valentia e soro Così vi brulla.